Da te, Maria Carta. Per presentare Maria Carta basta leggere le parole che hanno scritto più volte. La Francia aveva la Piaf, il Cile Violetta Parra, la Grecia a Irene Papas, il Portogallo Amalia Rodriguez, l'America John Baez, la Sardegna Maria Carta. E tu per chi canti? Ma io in effetti sì, la Sardegna noi diciamo sempre che non è Italia, no? Ma io canto per tutto, anche tutti, anche perché ci sono questi suoni della nostra memoria che poi giri, è un filo conduttore, no, che lega appunto i vari paesi, perché c'è sempre qualche suono che una persona ricorda. E poi io da qualche anno canto anche il canto gregoriano. Ecco, E allora abbino musica gregoriana a canto popolare. Tanto per ritornare al festival così recente, tu hai vinto il premio Luigi Tenco per la tua poesia, per le tue canzoni, però a Sanremo non ti hanno mai invitato. Ma credo che a Sanremo ci starei molto male, soprattutto vedendo quello... cioè io veramente mi sento fuori dal mondo, in un altro pianeta, vedendo Sanremo. C'è un piccolo particolare, Maria Carta è molto richiesta all'estero perché in Italia non canta o canta poco. Mentre dall'estero chiamano a cantare l'Istrana Italia e vediamo i risultati. Poi torniamo e parleremo del tuo premio, Maria Carta. Cosa significa Sonos e Memoria? È un tuo ultimo disco, mi sembra. Suoni della memoria. Sì. Appunto dell'inizio parlavo di memoria musicale che ci accompagna me dall'infanzia, ma però penso che accompagni tutti noi. È vero che tu lavoravi nei campi, eri contadina? Sì, forse è stata questa la mia forza. Hai vissuto vivere, incominciare con la terra, partire dalla terra, anche che forse è per questo che i miei piedi sono rimasti sempre attaccati. Ho sempre saputo fino in fondo dove andavo, cosa facevo e cosa mi potevo aspettare da quello che mi circondava. Sei amareggiata per qualche cosa? Sì, forse per molte cose, però questo quello che mi pesa di più è che sembra incredibile. Mi chiamano, per esempio, adesso devo andare in America, il 1° giugno devo fare questo grosso concerto a San Francisco per la festa nazionale e da lì farò un giro nelle università. E allora ecco, sentirsi fatta fuori nel proprio paese e invece essere accettata, invitata fuori, e questo mi dà un'enorme amarezza, quasi disagio. Però siccome la vita è fatta di continuo, no? Devi continuare comunque a fare quello che dentro di te hai sempre desiderato fare. E forse perché non mi aiuta molto la lingua quello che faccio, perché dice che non mi capiscono tutti, poi invece sentiamo Sanremo che è pieno ormai di cantanti che vengono da fuori, di suoni diversi, perché non credo che nella Lucania, in Sardegna, in tutte le regioni italiane i suoni lontani siano nostri. Sanremo, suoni lontani quasi incomprensibili. Giorgio Albertazzi, hai mai avuto dubbi sulla tua bravura in palcoscenico? Sì, ho rimandato, ho detto vediamo, ci pensiamo, un'altra volta. Se sei in una boscaglia lo potrei fare, macciati, sai, quelle cose. Una corsa in una boscaglia. Senti, Maria Carta, tu scrivi anche poesie, hai pubblicato ultimamente un libro. Sì. Dedichi tutta la vita, da 20 anni, a scrivere, a ricercare... alla ricerca musicale, siccome poi mi hanno sempre detto sei brava, peccato che non ti capiamo. E allora c'è stato un mio momento appunto di raccogliere questi brandelli miei di infanzia, di mondo, di vita comunitaria, e ho fatto questo libro che appunto è uscito tempo fa. Senti, in Sardegna che cosa pensano di te? Ti ammirano, ti seguono, ti aiutano? Ma può essere anche Nemo profeta in patria, non credi? Sì, mi amano molto, ma credo che sia quell'amore e odio. Comunque penso di non averli delusi. Qual è stata la più grande soddisfazione della tua vita? La più grande soddisfazione della mia vita come donna è stato mio figlio. Come lavoro penso che sia stata una cosa molto bella, perché ho sempre sognato, un sogno che avevo paura che non si avverasse, ed è stato il cantare all'Olimpiade.